Conferenza stampa oggi dell'attuale sindaco Calogero Firetto in tema di Covid-19 in considerazione dei recenti casi che si sono verificati nelle scuole agrigentine come il Liceo Leonardo e al comprensivo Garibaldi. Firetto ha sottolineato come al momento la situazione viene costantemente monitorata sia con i dirigenti scolastici, con le ASP e l'autorità e che fino ad ora tutto è sotto controllo, ma qualora le condizioni di sicurezza potrebbero compromettersi, lo stesso non esiterà a intraprendere drastiche decisioni. Le nostre scuole sono in sicurezza. Abbiamo avuto dei casi, lo sapete, in una scuola primaria e in una scuola secondaria. In ciascun tipo di scuola le procedure e anche l'ordinarietà si svolge in maniera diversa. Nelle scuole secondarie noi abbiamo la presenza di ragazzi che non registrano, scusate il bisticcio, con presenza sempre, nel senso che ci sono le turnazioni, ci sono le lezioni a distanza e nel momento in cui si determinano anche delle condizioni di difficoltà, le dirigenze scolastiche nell'ambito di quelli che sono i protocolli previsti dal Ministero della Salute si attivano. E ho visto, confrontandomi con diversi dirigenti scolastici, come questo rispetto delle procedure avvenga in maniera assolutamente rigida e molto attenta. Quindi questo è un elemento che deve farci stare tranquilli, deve far stare tranquille soprattutto le famiglie. Cosa diversa è sotto il profilo procedurale per le scuole primarie, dove il tema della compresenza esiste, della simultaneità, e anche qui è il tema, diciamo, della compresenza e dell'eventuali emergere di casi viene gestito secondo precisi protocolli. Quindi la comunicazione è alle famiglie, non ansie, non allarmismo, ma dentro le scuole i nostri figli stanno sicuri. Non mi nascondo il fatto che in occasione di eventuali difficoltà specifiche che potessero accadere, che si potessero determinare, non esiterò ad assumere decisioni drastiche nonostante i protocolli che ci sono. Ma la situazione in questo momento è assolutamente sotto controllo. C'è un altro tema invece, il tema del fuori dal recinto scolastico, che è un tema che va affrontato. Siamo in attesa di un DPCM che arriverà nelle prossime ore, che applicheremo pedissequamente. Anche qui, se dovessero manifestarsi delle condizioni che fanno creare a noi preoccupazione, utilizzeremo tutto quanto nelle nostre possibilità in ragione dei poteri dell'autorità sanitaria per assumere anche qui scelte drastiche. Altra cosa ancora, ospedale San Giovanni di Dio, c'è un nuovo commissario e sono certo che si stiano attivando tutte le necessarie predisposizioni per gestire un'emergenza che sono certo non arriverà, ma evidentemente bisogna fare per tempo tutto ciò che è necessario perché non ci si trovi così come ci siamo trovati col patema d'animo nella vigilia del precedente knockdown.